Parlando con Beppe ho esordito dicendo una partita che è lo spot del calcio dilettantistico. Bravo Claudio, hai fatto bene a sottolinearlo. Oggi è stata una bella partita per tutti gli appassionati, dei dilettanti, ma io ero convinto che loro arrivavano con un grande entusiasmo, infatti l'hanno fatto vedere subito, però abbiamo un po', come dire, commentato tutti che oggi ha vinto una bella partita, ha vinto forse il calcio, ha giocato bene, ha giocato propositivo, ha giocato con la voglia di vincere. Cioè è stata una bella giornata, poi abbiamo vinto noi, ma ancora tutto aperto perché l'avversario è tosto. Cosa ti è piaciuto di più della tua squadra oggi? L'ho detto, il fatto di essere sempre propositivi, non rinunciare mai a attaccare la porta avversaria. Noi buttiamo via un po' di situazioni, oggi ne abbiamo buttate via un po' tante, però devo dire la verità, abbiamo rischiato anche qualcosa, quindi ci sta. Forse un risultato un po' più rotondo ci poteva stare, però l'ho detto, grande equilibrio, grande partita, gol a freddo poteva complicarci veramente le cose, invece grandissima reazione di gioco, di qualità. E primo tempo fatto molto bene, secondo tempo un po' meno continuità nel gioco, però direi molto bene. Beppe lamentava anche un arbitraggio non troppo all'altezza della situazione. No, io Claudio no, se mi metto a dire le cose che non sono in grado di dire, per me siamo tutte e due, ci accendiamo in panchina, ma poi dobbiamo commentare quello che facciamo noi. L'arbitro non lo commento. Partita comunque di gran livello, cosa ti aspetti nel ritorno? Cosa cambierai nel ritorno? Adesso te lo puoi dire. Non te lo dico, lo tengo per me.